sottofondo musicale hanno scelto una canzone di protesta e di battaglia, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi dei Modena City Ramblers, un brano che rievoca la figura di Peppino Impastato. Sono gli studenti agrigentini in piazza oggi per la prima manifestazione dall'inizio dell'anno scolastico appena partito. Oggi in tutta Italia manifestazione contro i tagli effettuati dal Ministero della Pubblica Istruzione per far fronte alla crisi economica. Il corteo, partito da Piazza Cavour, ha attraversato il Viale della Vittoria e alcune vie principali. Traffico in tilt per diverse ore. Vogliono dare la sveglia al paese e salvare la scuola dallo smantellamento. Invitano a smettere di stare affacciati alla finestra e faranno di tutto, dicono, per mandare a casa questo ministro che non sa far altro che distruggere le nostre scuole. Vogliamo la sua testa. E alle proteste nelle strade si aggiunge quella in rete, un resoconto in diretta delle azioni, dei discorsi, degli umori di chi in queste ore manifesta per denunciare il degrado che avvolge scuola pubblica e università. Facebook, Google, Twitter diventano contenitori di esponenziale dissenso dove si leggono commenti in tempo reale come una diretta partecipata e diffusa. I giovani armati di smartphone e tablet in migliaia sin dalle prime ore della mattina hanno iniziato a raccontare la propria giornata di mobilitazione. Nella serata di ieri e per tutta la notte neanche gli studenti si sono sottratti all'ininterrotto omaggio a Steve Jobs e il discorso del fondatore della Apple agli studenti universitari di Stanford è stato uno dei video più condivisi. Stay hungry, stay foolish, siate affamati e folli, un'indicazione fatta proprio da migliaia di ragazzi che non si sono affatto sottratti a paragoni impietosi, e noi invece abbiamo la Gelmini e il suo tunnel di neutrini e un presidente del Consiglio che quando parla finisce per raccontare barzellette sconce e a invocare forza gnocca.